Buongiorno ragazzi, oggi da questa curiosa piazzetta di Nuragi Vigus che vi faccio vedere facciamo un po' di panoramica. Questa è una piazza interna del paese, un po' di strada ve l'ho fatta vedere anche nelle riprese precedenti. Andiamo a visitare un protonuraghe. Un protonuraghe cos'è? Effettivamente è una struttura di pietra che qui in Sardegna, diciamo che il protonuraghe sta al nuraghe, come in Egitto le mastaba stanno alla piramide, quindi diciamo che è una forma primordiale di questo tipo di struttura. Tipicamente ci sono circa 7000 nuraghe censiti in Sardegna, in realtà saranno molti di più perché molti sono ancora sepolti da fango, detriti eccetera, perché pare che ci sia stato uno tsunami che ha devastato tutta quella civiltà. Però di questi protonuraghe ce ne sono solo 300, quindi è una cosa abbastanza rara e quindi mi sembra opportuno andare a vederne uno. Andiamo. Qui con questo sottofondo musicale del trattore, perché c'è della gente che sta lavorando anche la domenica mattina, iniziamo con il primo percorso. Qua c'è un cartello che ci indica che è una zona forestale e questo è il percorso che stiamo percorrendo. Allora vi faccio vedere un po' di panorama da qui, che se ne può approfittare. Allora, tolto per le orribili pale eoliche che ormai stanno devastando la mia terra, ma sembra che non importi a nessuno, possiamo vedere il meraviglioso mare tutto lì in fondo. Guardate che meraviglia. Qua il terreno è molto interessante, questa è tutta una zona mineraria, quindi c'è la miniera di Seruci poco distante, ci sono altre miniere tutte attorno, insomma questa è una zona che ha vissuto il suo boom economico proprio in seguito alla produzione di carbone tipicamente. Allora il percorso è molto carino in realtà, sembra che sia anche mantenuto bene. Chiaramente non è un percorso da fare in auto ma da fare a piedi, anche perché vedete la strada è quello che è, le radici degli alberi hanno fatto il loro, ma insomma ci sta, siamo in campagna. Allora, giusto perché lo sappiate, dal paese, quindi dal parcheggio tipicamente fino al nuraghe dovrebbero esserci circa 600 metri, quindi non è un percorso così complicato, lo potete fare anche con i bambini, tranquillissimo. Allora, nella mia solita fretta non vi ho parlato del paese. Nuragi Vigus è una comunità di circa 600 abitanti, quindi si è anche un po' ridotta negli anni. In realtà prima era un po' più corposo, superava i 1000, ma chiaramente c'è la fuga dei giovani che vanno a cercare lavoro all'estero e quindi insomma i paesi si spopolano e rimangono gli anziani. Un po' tutti questi centri sardi sono in queste condizioni. Dista pochissimo da Cortoghiana ed è sotto il comune di Gonnesa. È un paese tranquillo, il classico paese sardo del Sulcis Iglesiente. Allora, qui la recinzione si apre un po' e vedo che c'è un cartello e ritengo che sia proprio quello che stiamo cercando. Allora, una cosa curiosa, qua ci sono due passaggi, ce n'è uno per le auto, evidentemente sarà per i bagacelli, per la manutenzione anche, mentre qua abbiamo un passaggio a misura d'uomo. Allora, Isbangius, eccolo qui, questo è il cartello che stavamo cercando e quindi noi passiamo proprio qua sotto. Mi sembra giusto. Allora, c'è un po' di fango adesso perché chiaramente in questi giorni ha piovuto, però una buona scarpa da trekking risolve ogni problema. Comunque non è così male, perché comunque il fondo è roccioso, quindi c'è solo un piccolo strato di fango, vedete? Però mediamente è percorribile. Allora qua bisogna aguzzare un po' la vista perché non so se sia una cosa super visibile oppure se si trovi qua in mezzo alla vegetazione, quindi bisogna controllare. E invece comincio già a vedere qualcosa, quindi probabilmente è proprio quello che stiamo cercando. Qua infatti c'è un piccolo passaggio e credo che questo sia il nostro protonuraghe. Allora, come sempre, quando si va in questi posti, pantaloni lunghi, magari evitate l'estate perché potrebbero esserci zecche,
insomma bisogna stare un po' attenti. Allora vediamo un po' da dove possiamo passare. Io direi qui davanti per vedere proprio la parte frontale. Ecco qua, guardate la pietra come si presenta. Cerchiamo anche di non stracciare la vegetazione perché mi dispiacerebbe. Allora è bellissimo, è davvero bello. Allora questo è proprio un architrave, vedete la classica struttura che poi vediamo anche nei nuraghe successivi. Allora non vi ho detto il periodo, all'incirca questo sta tra il 2000 e il 1800 a.C. come tipo di struttura, mentre il nuraghe si comincia a vedere dal 1700 a.C. quindi questo è considerevolmente più antico. Adesso passiamo proprio sotto questa struttura e siamo dentro la sua camera. Allora, qui abbiamo una prima stanza, spero che si possa apprezzare tutto quanto. Qui siamo dall'altra parte, guardate, dell'architrave, ed è proprio bello, davvero bello. Allora, qui abbiamo un'altra stanza, quindi proviamo a passare anche qui. Allora, anche qua stiamo attenti a non segarci con questi rami. E siamo dall'altra parte. Allora in realtà è abbastanza grande, qua abbiamo un corridoio da una parte e questo invece un corridoio d'uscita. Qua penso che ci fosse un'altra pietra, è molto probabile, oltre chiaramente al soffitto che è andato, o forse il soffitto di questi non so se fosse in pietra oppure fosse ricavato con delle travi, dei rami, insomma. Allora qui siamo nella parte terminale e anche qui vediamo un'uscita chiaramente, e vedete questa pietra qua, secondo me questa pietra era l'uscita, cioè era chiuso. Poi può anche essere che sia stata spostata da qualcuno. Il problema di queste strutture è che molte volte sono state sciacallate. È successo anche in Egitto, ricordate la storia della piramide di Nicerino che era stata deturpata per ricavare le pietre, e la stessa cosa è successa qua. Anche qui quando si aveva necessità di pietre si andava a prendere dai vecchi nuraghe. Non si pensava chiaramente che si faceva un danno enorme a livello storico, insomma. Allora, a me piacerebbe salire un po' su e vedere un po' dall'alto, quindi magari cerco di passare qua sopra se c'è un punto però dove passare senza far danni, chiaramente, e facciamo qualche ripresa un po' più da su, vediamo, magari anche da lì davanti più facile, dai, vediamo. Allora, qui sono proprio sopra il nuraghe, mi sto anche attirando un po' di ragnatele. Sono nella recinzione più esterna e qua vi faccio vedere un po' se riusciamo a metterci in questa posizione. Ecco qua, vedete come si presenta, è abbastanza grande in realtà. Qua abbiamo tutto il panorama, quello purtroppo delle pale. Qui abbiamo un'altra caratteristica, qui vedete sullo sfondo ci sono le torri della miniera, e qua vediamo invece il percorso della pineta, che poi mi pare che questa pineta si ricongiunga con un'altra zona archeologica che però non vedremo adesso perché comunque è abbastanza distante e non conosco bene l'ubicazione, quindi preferisco di no. Però devo dirvi che a me questo posto piace, è tranquillo, rilassante. A me Nuraghi è sempre piaciuto come paese, un paese tranquillo, ho dei bei ricordi legati a questo posto, quindi insomma così è. E dal Proto Nuraghe Isbangius è tutto, spero che questa piccola escursione vi sia piaciuta, spero di aver arricchito la vostra conoscenza sulla cultura dei miei antenati e ci vediamo alla prossima uscita. Ciao raga!